Buonasera a tutti, ben ritornate e ben ritornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Un evento, un'intera settimana di incontri e approfondimenti sul tema dell'educazione, promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Siamo ormai giunti alla nostra quinta giornata di appuntamenti e oggi approfondiremo un tema importante che ancora una volta getta uno sguardo su noi come educatori, adulti, insegnanti e genitori, per poter essere educatori migliori nei confronti delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle ragazze e dei ragazzi. È con noi in studio l'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldarta, a cui lascio immediatamente la parola per un saluto e un gradito intervento. Buonasera, bentrovati e bentrovate a tutti. Sempre da Vittorio Veneto, volentieri ospitiamo questa sera un altro ospite illustre che si aggiunge a quelli che ci hanno regalato degli spunti, degli suggerimenti particolarmente importanti nel nostro percorso di educatori. E mi rivolgo direttamente al professor Crepè, che è con noi, per dargli un po' i numeri di questa settimana. Abbiamo oltre 1000 iscritti, 1000 professionisti iscritti, più tutti i genitori e le altre persone che si collegano liberamente attraverso i nostri social. Abbiamo avuto visualizzazioni per alcuni dei nostri interventi che superano il migliaio, in un caso addirittura quasi le 3000 visualizzazioni. Quindi, dato che il titolo del suo intervento questa sera sarà Adulto dove sei, io le dico, le do questo input, le faccio questa domanda iniziale dicendole che probabilmente ci sono tanti adulti interessati alla crescita, alla loro crescita come educatori, ma evidentemente lei questa sera ci mostrerà, ci spiegherà come sia bene esserci sempre in tutti i sensi e anche come esserci. Quindi le lascio volentieri la parola. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie, spero che mi sentiate bene. Mi sentite? Sì, la sentiamo forte e chiaro, perfetto, dottore. benissimo. Grazie a voi per l'invito. Fa particolare piacere, essendo io veneto, di tutti i sensi, nel senso di genitori, di crescita, quindi per me collegarmi con voi a Vittorio è sempre bello, insomma, mi sento a casa. Detto questo, adulto dove sei è una bella domanda, nel senso che anch'io me lo chiedo spesso dove sono gli adulti. Naturalmente non si fanno mai generalizzazioni perché sarebbe stupido anche sbagliato. Però che ci siano dei momenti, delle fragilità, del modo di educare oggi mi sembra abbastanza evidente, basta aprire gli occhi. Questo naturalmente la pandemia non ci ha aiutato, qualcuno avrebbe potuto pensarlo però, perché vedete, tante volte nel passato, faccio questo mestiere da tantissimi anni, tante volte mi si è detto, ma sai, il problema è anche che non siamo mai a casa, dicevano i genitori. Adesso che siamo stati a casa un anno e mezzo è successo un disastro, quindi evidentemente non era così semplice, non è basta stare a casa, bisogna vedere come ci stai, che domande fai a te stesso, che domande fai ai ragazzi, ai bambini, perché credo che questo sia la grande questione, il grande punto di domanda. Perché esserci, magari a volte ci siamo anche, non è detto che siamo così lontani, anche perché poi volendo ci controlliamo, perché abbiamo i computer, abbiamo i telefonini, ci sono dei genitori che addirittura geolocalizzano i figli, questo non porta conoscenza ovviamente, porta solo un po' di controllo, ma nessuna vera conoscenza. Quindi una riflessione va fatta perché abbiamo delegato alle tecnologie digitali molto, abbiamo nel senso di genitori ma anche di scuola. Abbiamo fatto sì che le tecnologie digitali, sto parlando soprattutto dei social, abbiano preso il posto della comunicazione.
Cioè noi comunichiamo attraverso uno strumento digitale, nel senso che il ciao, come va, la fotografia di dove sei, di dove non sei, questo è ormai, penso a Instagram, penso a Facebook, penso a tanti social che vengono utilizzati dai ragazzi ma anche dai genitori. E questo non ci aiuta, forse ci semplifica un po' la vita, nel senso che è ovvio che se io voglio fare poca fatica, basta mandare un messaggio a un figlio o una figlia, quello risponde che c'è, che sta studiando con qualche suo amico oppure che sta andando in palestra. Noi pensiamo di sapere, noi pensiamo che questa comunicazione sia una comunicazione d'affetto, ma non lo è evidente che non lo è, è una comunicazione burocratica. Allora la domanda è, caro genitore, di che cosa saresti risposto a rinunciare per i figli? Questa è una domanda che ci siamo fatti tante volte, ci è stato risposto. Sto parlando anche della mia generazione nei confronti di quella dei miei genitori, no? Che si sentiva dire dai genitori, con tutti i sacrifici che ho fatto per te. Ecco, adesso sarebbe da attualizzare questa battuta e chiedere quali sarebbero i sacrifici che oggi noi facciamo per i nostri figli. Perché se è un sacrificio in termini economici ci credo anche abbastanza poco, perché questo poteva andare bene per i genitori degli anni 50, perché la realtà economica era quella che era. Pensiamo solo a noi veneti, eravamo messi abbastanza male, quindi che un papà, una mamma rinunciassero davvero delle cose per mandare il figlio a scuola e poi magari anche all'università, questo ci credo. Beh, oggi, insomma, un po' meno, perché non mi verrà a dire qualcuno che le condizioni economiche del nord-est nel 2021 sono uguali a quelle del 1951. C'è qualcosa che non torna, o meglio, che non è vero. Allora, rispetto a questo, credo che dovremmo ragionare e rifarci la domanda di che cosa saremmo noi disposti a fare per loro. Non è una risposta semplice, perché anzi, oggi più che mai, la risposta è che cosa di non materiale siamo disposti a dare. Quindi la questione non è qual è la paghetta, non è qual è la maglia piuttosto che le scarpe da ginnastica che abbiamo comprato, non è neanche il motorino, non è neanche lo strumento tecnologico piuttosto che la PlayStation. Non è niente di tutto questo. Io vorrei chiedere, se non è tutto questo, che poi alla fine tutto questo è facile, perché andare in un grande magazzino tecnologico e comprare una PlayStation, se hai un minimo di soldi, lo fai, ma non è un gran sacrificio. Puoi anche mandare qualcuno a comprarla. Non mi si dica che la stragrande maggioranza di voi ha questo come problema. Il problema è un altro. Il problema è quanto tempo abbiamo, quanta qualità del tempo abbiamo da condividere con loro. Perché il tempo l'abbiamo anche avuto, come ho detto prima, con la pandemia, e non è servito molto. Ci sono stati degli scontri all'interno delle famiglie straordinari, c'è stata una sofferenza, soprattutto nell'adolescenza, che è stata tremenda e abbiamo fatto finta che così non fosse. I reparti di neuropsichiatria infantile durante la pandemia erano pieni, a Bolzano come a Trapani. Quindi evidentemente abbiamo fatto qualche cosa che non andava,
la prevenzione del virus c'entrava fino a un certo punto, perché per esempio in altri paesi europei hanno avuto la giusta e buona idea di permettere ai preadolescenti, ma anche ai bambini, di poter fare un'attività sportiva o non sportiva all'aperto. Questo avremmo potuto farlo perché non comportava nessun rischio particolare, bastava chiudere le docce, bastava evitare l'elemento della contiguità, e poi quando sei all'aria aperta che corri dietro a un pallone, non credo che quello sia un elemento di rischio rispetto al problema che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere in parte. Quindi non abbiamo avuto fantasia, non abbiamo avuto progettualità, potevamo forse assumerci noi un rischio, noi adulti un rischio, purché loro potessero in qualche modo fare ciò che a quell'età si deve fare, cioè sfogarsi, incontrare 4 amici e fare una corsa piuttosto che stare seduti su una panchina di un parco. Perché non l'abbiamo fatto? Non lo so, io francamente l'ho cercato di dirlo in tutte le lingue del mondo possibile e immaginabile, ma capisco che la mia voce sia abbastanza in disaccordo con una certa cultura dominante, per cui non so cosa aggiungere altro. Io so che avremmo aiutato molto di più gli adolescenti. Quanti ragazzine che si sono tagliate le braccia e le gambe, forse voi non lo so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, tante. Però questa è una tempesta che sta quasi alle nostre spalle, dobbiamo vedere il futuro. Il futuro dell'educazione qual è? Perché anche il futuro non è che noi dobbiamo pensare al futuro solo in termini economici piuttosto che in termini, non so, di trasporti o in termini del green, dell'ambiente, tutte cose importantissime naturalmente, però non così decisive. Il vero futuro è quello dei nostri figli. E quindi il vero futuro è chiederci qual è la nostra visione dell'educazione da qua ai prossimi anni. Cosa vogliamo fare? Adesso è anche una domanda opportuna perché per fortuna stanno arrivando tanti soldi. Solo nel settore della scuola arriveranno 4 miliardi. Cosa ne facciamo? Come li investiamo? Perché da come li investiamo si decide la nostra idea, il nostro sogno per i nostri ragazzi. Perché se alla fine è comprare ogni classe 10 computer in più, vuol dire che non abbiamo capito niente. Perché in questo momento di tutto c'è bisogno, fuorché ancora tecnologie digitali. Intanto bisognerebbe far funzionare quelle che ci sono, senza andare a pensare a chissà quali 5G, 6G, 7G. Io sono in questo momento nel Trentino, ho fatto un lungo tratto, non c'era campo. Quindi di cosa stiamo parlando? E se vengo nel Veneto ci sono delle strade, non prende neanche il telefonino. Quindi intanto mettiamo le cose almeno a quel livello là. E poi penso che dobbiamo anche cominciare a prevedere una vita e un'educazione e una scuola dove la tecnologia è una parte molto, molto residuale. E invece al centro ci devono essere le emozioni, le nostre emozioni di adulti, di insegnanti che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma anche le loro. E chi le ascolta le loro emozioni? Come si fa? Non si può fare una seduta psicoterapeutica in un liceo piuttosto che una scuola media. Bisogna fare in modo che questi ragazzi, questi bambini possano esprimersi. E come? Inventandosi delle cose, per esempio, aumentando quello che noi avevamo. Noi siamo cresciuti con una scuola che era fatta di colori, di biro, di album, di quaderni. Adesso non c'è più niente. E perché? Ma chi l'ha detto che usare un computer o un telefonino sia più educativo che scrivere su un quaderno? Chi può affermare una cosa del genere? Me lo dico io, no.
No, perché il cervello funziona molto di più quando noi scriviamo, quando noi coloriamo, ci esprimiamo molto di più. Perché quando un bambino fa un grande disegno su un pezzo di carta, esprime se stesso. Quando scorre con i polpastrelli un tablet, non esprime niente, semplicemente scarica un programma che esiste già nel mondo, esattamente come fai con la PlayStation. Vorrete dirmi che la PlayStation è creativa? Ma questo lo può dire solo uno che vende le PlayStation. Ma tutti gli altri penso che abbiano il buon senso di dire sì, un passatempo utile, poco. È più utile, tirare la corda a un gruppo di qua, a un gruppo di là, sì. È più utile fare una bella passeggiata nel bosco? Sì. È più utile fare tante cose, ma questo lo affermo, ma proprio lo affermo come principio, perché faccio questo mestiere da tanti anni. Vi faccio una domanda. Se io volessi capire una ragazzina o una preadolescente di cui si sospetta un qualche trauma passato, io come faccio? Fare le domande non serve a niente perché non risponde. Gli do un tablet e cosa le serve? Gli do un PC da mettere sopra la scrivania e cosa serve? Vedete, tutta la ricchezza che noi possediamo in questo momento non serve a niente. E che cosa serve? Farla disegnare. Perché da come disegna, da cosa disegna, capisco tante cose. Allora vedete, noi pensiamo di dover andare avanti, di prefigurare chissà quale mondo telematico di qua, di su, di giù, e in realtà ci stiamo staccando e stiamo snaturando una cosa che funziona, che sono i nostri rapporti. Non c'è niente di più bello di un insegnante che possa uscire in un parco con i suoi ragazzi tutti seduti sull'erba e fare la sua lezione così, e interrogare i ragazzi così, e giocare così, e raccontare delle storie. Non c'è niente di più educativo. E lo sappiamo. E allora qual è il problema? Che facciamo fatica noi a sedersi sull'erba? Che facciamo prima a dire fai così, fai colà? Domanda: perché una mamma, un papà deve poter telefonare a un bambino durante la lezione o a un preadolescente durante la lezione? Perché? Perché un insegnante mi dice, sa, solo una vaga idea di quante volte i ragazzini gli suona il telefonino. Bene, facciamo una cosa rivoluzionaria. Facciamo una scuola dove durante le ore di lezione il telefonino viene messo in un cassetto. Perché così c'è più attenzione, così c'è più curiosità, c'è più ascolto, c'è anche più umiltà, perché sai di non sapere. Col telefonino sai tutto, perché vai su Google e fai finta di sapere tutto, no? I ragazzi cosa dicono? Googliamo. Mamma mia, googliamo. E la testa? Googola. Non credo. La testa diventa un ripetitore. Esattamente come i piloni che ci mandano i segnali per i nostri cellulari. E allora cerchiamo di fare qualche cosa di veramente straordinario. Prima di tutto cerchiamo di sperimentare. Ce l'ha insegnato Maria Montessori. Bisogna sperimentare, non fare. Fare qualche cosa di nuovo, fare qualche cosa di non visto, fare qualche cosa di fuori dal coro, di fuori dal comune, perché i ragazzi se lo aspettano. Aspettano di emozionarsi. Guardate, l'ho fatto stamattina in un liceo. L'ho fatto stamattina, per fortuna che si torna a poter parlare direttamente con i ragazzi. E gli ho spiegato cosa vuol dire, secondo me, crescere. Quali sono le cose importanti che devono perseguire loro se vogliono crescere. Che vuol dire merito, studio, che vuol dire essere accaniti per seguire i loro sogni.
E tutto questo non c'è nessuno che glielo dice. E perché? Ci manca la parola, ci manca il coraggio, ci manca la volontà. Cos'è che ci manca? Abbiamo tutto, abbiamo quasi tutto. Viviamo 90 e passa anni di media. Però vivere così tanto per, mi sembrerebbe anche buttata via, no? Insegniamo ai nostri ragazzi che cosa significa la navigazione della vita. Come si fa a non avere paura delle tempeste, ma aver paura delle bonacce? Come si fa? Ecco l'esempio. A me mi hanno dato esempi. Io ho avuto tanti esempi e cerco di essere esempio. E voi? Perché non lo fate? Fatelo, non ci vuole niente, non ci vuole una laurea in esempio. Quindi perché non si fa? Abbiamo paura? Preferiamo andare in palestra noi adulti piuttosto che fare delle cose per loro? Assumetevi questa responsabilità. Poi non venite a cercarmi a dire che avete problemi. C'ho le mail piene di genitori che hanno i problemi con i figli. Piene, tutti i giorni un massacro. Quindi forse qualche cosa sta succedendo e qualcosa occorre fermarci noi, metterci intorno a un cerchio e dire cosa siamo disposti noi per loro, che cosa possiamo fare noi per loro, che non vuol dire tutelarli, li tuteliamo anche troppo, metterli in condizioni che abbiano passioni. Questo è lo scopo di un'educazione genitoriale o scolastica o sportiva che sia. Passioni, passioni, passioni. Non ci sono in giro? Peccato. Perché io dalle vostre parti ne ho trovate tante, in tanti anni ne ho trovate tante, passioni sentite da qualche simpatico signore, anche magari seduto in un'osteria, piuttosto che in laguna andare avanti con una barchetta. Ne ho sentite tante perché mi hanno insegnato ad ascoltare, mi hanno insegnato a pensare che ognuno ci può dare una lezione in qualsiasi momento della vita e può anche essere di pochi minuti, e magari diventa fondamentale. Come facciamo a saperlo? Quindi questo è il mio augurio, è il mio ringraziamento per avermi chiamato. Io so dire questo, non sono una persona abituata a dare le pacche sulle spalle. Io so bene che il mio pensiero è scomodo, ma questo è il mio mestiere. Ma noi un po' scomodi vogliamo stare perché il nostro titolo del nostro festival è Educhiamoci e l'obiettivo è proprio quello, come lei ci sta aiutando a fare, di portare lo sguardo innanzitutto su di noi. Si chiama Educhiamoci perché educhiamoci viene prima che educhiamo. Ecco, quindi il contributo che lei ci sta dando è veramente utile in questo senso, anche nel metterci scomodi, perché no? Ecco, perché altrimenti poi dobbiamo sempre ricorrere all'intervento magico dell'esperto di turno che ci toglie dalle peste, come lei ci ha anche testimoniato, no, dalle sue mail. Questo purtroppo succede e molto poco invece facciamo per lavorare nella prevenzione, recuperando tempo, recuperando esperienza, comunicando passioni, appassionandoci noi per primi. Mi permetta anche di fare dei legami tra quanto lei ci sta dicendo, perché noi siamo alla nostra quinta giornata, abbiamo avuto molte persone autorevoli come lei nei giorni precedenti e ci sono dei fili rossi che uniscono i vostri interventi. Abbiamo avuto i dati purtroppo dal professor Vicari, oltre che da lei, sull'incidenza del periodo del Covid, della pandemia, sul disagio dei bambini e dei ragazzi, che è aumentato moltissimo anche quando stavamo insieme a loro.
ma abbiamo avuto anche moltissimi stimoli rispetto alle cose che lei ci sta dicendo sull'importanza del gioco, sull'importanza dell'esperienza all'aria aperta, sull'importanza di occasioni relazionali, di occasioni dove possano esperire se stessi a livello fisico i bambini, perché poi questo ha un'influenza importante sulla mente. Ecco, e quindi questo sguardo che noi vogliamo portare alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, è uno sguardo che però interroga anche noi. Un'altra sottolineatura che ci ha colpito da parte sua e che si collega alle cose sentite nei giorni scorsi è proprio l'invadenza di queste nuove tecnologie che però rispondono allo stimolo immediato però creano dipendenza, non creano indipendenza e non creano passione. E anche su questo noi vorremmo con questi incontri stimolare gli adulti. Ci allacciamo anche a quanto ci arriva dagli spettatori, perché Bruna per esempio ci dice in alcune scuole fanno ancora mettere i cellulari nella scatola ai bambini o ai ragazzi. Poi man mano che si cresce questo sembra che non si possa più fare, la scuola secondaria i professori dicono che non possono. Ecco, forse c'è anche paura dei genitori, forse si perde anche un patto in questo. Sicuro, perché se un ragazzo una ragazza di 16 anni dice di avere il diritto a farsi una bella telefonata mentre il professore spiega Petrarca, io questo diritto non lo capisco, perché il diritto alla libertà non è un elastico che tu tiri da tutte le parti. E allora ci vorrebbe, certo, ci vorrebbe la complicità delle famiglie. Dovrebbero essere i primi genitori a dire, ma certo, non mi interessa telefonare alle 10:15 per sapere dov'è che sia. Là, se non è andata a scuola arriverà una notifica in ogni caso. Quindi tutto questo è quanto a quello che è stato detto dal professor Vicari, che conosco bene il suo lavoro, le cose, è esattamente così. C'è un dato molto allarmante che è stato l'aumento dell'85% in questo ultimo anno delle psicopatologie in età adolescenziale. L'85%, guardate che è un dato enorme, enorme. Allora dobbiamo capire come affrontare, e non è con un plotone di miei colleghi che si può ovviare o prevenire future. No, 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 dobbiamo avere soluzioni che possano, per esempio, occupare i nostri ragazzi, i nostri bambini, ma i bambini ogni tanto si fa, ma anche i nostri ragazzi e le nostre ragazze a tempo pieno. Ma la scuola deve essere a tempo pieno, perché non è un luogo dove si fanno solo i temi, si viene solo interrogati, è un luogo dove ci si diverte, deve essere un luogo gioioso la scuola, dove puoi magari fare anche teatro, se ti piace il teatro, fare un corso di fotografia. La scuola deve essere una start-up emotiva. Deve avere tutte queste caratteristiche, deve essere una fucina di idee e di possibilità per i nostri ragazzi. Non una cosa limitata, deve essere una cosa potenzialmente enorme, dove si possono fare tante cose, tantissime. Perché no? Cos'è che costa chiamare una persona che sa fare teatro, organizza ma avete una vaga idea di cosa vuol dire per una preadolescente dare un senso al proprio corpo? Che è una metamorfosi continua, quotidiana. Gli dai un senso e cominci a non odiarlo, non avere paura del proprio corpo. Ma tutto questo costa niente, niente in confronto a chissà che cosa. E allora mi chiedo come mai, lo so che ci sono, lo so benissimo, qua e là qualcosa c'è, lo so, ma mi chiedo perché da un'altra parte no. Perché una scuola media superiore deve finire a 1/4 alle 2 del pomeriggio? Per quale motivo? Perché non abbiamo soldi. Ma ci danno i miliardi, non abbiamo soldi. E dove li mettiamo? Tutti nelle autostrade. Ci interessa solo quello. Ci sarà anche qualcosa che va oltre il nostro
personale, egoistico interesse di adulto. Ci sarà anche qualcosa che possa dire, ah beh, però quella cosa lì mi interessa. E invece no, la verità è che non è esattamente così. Se no non avremmo fatto 1 anno e mezzo di DAD. Perché abbiamo tollerato 1 anno e mezzo di DAD? Perché evidentemente non era la primaria preoccupazione. Abbiamo pensato ad altro, probabilmente anche con motivazione, non so certo dire, sono un medico, figuratevi voi. Però mi chiedo perché non abbiamo pensato anche ad altro, così come non abbiamo pensato alle persone anziane, non abbiamo pensato neanche ai bambini e ai ragazzini, li abbiamo reclusi in un momento della loro massima esigenza di esplorare il mondo, li abbiamo chiusi dentro. Potevamo fare qualcosa, provare a fare qualcosa. Immagino cosa avrebbe detto Don Milani se fosse stato durante la pandemia. Ma si sarebbe inventato qualcosa. Perché? Perché è possibile, tutto è possibile. L'altro giorno ho incontrato un ragazzo che è un vice sindaco di un paese in Lombardia, che mi ha raccontato cosa ha fatto per i bambini durante, vicino a Bergamo, quindi l'epicentro del terremoto. Cosa ha fatto per i bambini? Si è inventato di andare, si è fatto dare i dati di nascita di tutti i bambini e quando era il loro compleanno è andato con un trattore a portargli un regalo. Pensa che era pieno di palloncini, un trattore pieno di palloncini. Si poteva? Sì. Si faceva una telefonata ai genitori dicendo guardate che alle 5 del pomeriggio sono davanti alla vostra casa e ho portato una sorpresa per Marco. Cosa costava? La benzina di un trattore. Però c'è voluto un ragazzo che ha avuto un'idea spettacolare, costo zero, fatica, certo, quella di farla, anche quella di magari di rispondere a qualche negativista che sempre che si lamenta di qualsiasi cosa che non va mai bene niente. E invece per quel bambino era il momento di rottura di una noia terrificante qual è stata il fatto di rimanere in casa per giornate, settimane, mesi. Visto che quella festa non la poteva fare, visto che la nonna non poteva abbracciarla, almeno arriva uno che ti dà in tutta sicurezza dei palloncini e non so quale giocattolo o pensiero. Brutto anche questo. Perché non l'abbiamo fatto? L'ha fatto uno. E gli altri? Dove erano? Vedete, manca curiosità, attenzione, amore. Questa è una storia di amore. Mi collego, professore, un po' a quello che sta dicendo, perché in questi giorni tante delle cose che lei adesso ci sottolinea sono state anticipate dai suoi colleghi, per cui ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati anche sul tema per esempio della scuola come fucina, dell'esperienza, della necessità che la scuola che sulla scuola e nella scuola vengono investiti fondi maggiori di quelli che purtroppo sono investiti, che sono sempre meno, proprio per dare la possibilità alla scuola di andare oltre la semplice didattica tradizionale, ma per poterla integrare con attività e modalità educative nuove. E mi piace molto il suo continuo insistere sulla curiosità dei bambini. Allora, prima quando lei all'inizio ha detto ma che cosa siamo disposti a fare noi genitori, noi educatori per i bambini, mi viene in mente come in passato, se questa domanda fosse stata fatta ai miei nonni piuttosto che forse anche ai miei genitori, la risposta probabilmente sarebbe stata quella di ti do la possibilità di farti la vacanza d'estate all'estero, ti do la possibilità di acquistare qualcosa che non è così scontato e anche tante piccole cose che avevano comunque anche materiali che avevano però un valore perché erano ambite, erano aspettate da noi. Ho l'impressione che oggi dovremmo riuscire a fare il contrario, cioè essere capaci anziché di dare, di togliere, di dare meno ai nostri bambini, di riempirli meno di cose
e per dar loro la possibilità anche di avere quegli spazi di solitudine dove poter mettere in gioco la propria fantasia, la propria creatività. Cosa ne dice? È un'ottima idea, bisogna cominciare a passare dalle parole ai fatti. E allora chiedo domani mattina a tutti i genitori che stanno ascoltando di non avercela più con i professori, di non iscrivere più ai propri figli a istituti che sono dei diplomifici che basta pagare e ti danno la maturità. Proviamo a fare una rivoluzione civile. Cerchiamo di rispettare quel professore che ha dato 4 a tuo figlio. Cerchiamo di evitare, io non ho sentito tutti coloro, io ho conosciuto dei genitori che ricorrono al TAR contro la bocciatura del proprio figlio. Lei capisce dove siamo? Siamo con delle teste vuote dove risuona solo un senso di colpa. Ma se non ha studiato tuo figlio, studierà il prossimo anno. Cosa diceva vostro padre? A me diceva così. Poi siamo diventati tutti scemi. Perché era così. Io dico cose che avranno detto anche gli altri. Però io aspetto, vediamo sti 4 miliardi dove andranno. Se andranno solo alle scale antincendio o se andranno anche a qualche progetto interessante. Io per ora ne vedo pochi. Io so che se qualcuno propone una scuola media superiore a tempo pieno, c'è qualcuno che dice neanche morto. A cominciare dai ragazzi, perché le abbiamo spiegata male quella cosa lì. Perché l'idea di non poter stare in giro per la città alle 2, alle 3 del pomeriggio, chissà cosa succede. E invece stai lì, perché è il tuo luogo per crescere. Punto e finito. E allora finiamola di proteggere tutti questi ragazzini in tutti i modi, a interessarsi a cose assolutamente prive di significato. Io vorrei capire perché i genitori si occupano di cosa mangiano i figli. Ma cosa ve ne importa a voi di cosa mangiano? Non sto parlando di un neonato, ovviamente. Cosa vi interessa? Non so io, sembra che siamo ancora al tempo della polenta. Ma se mangio tutti il risottino, cosa vi interessa? Qual è la cosa? Ma perché non chiediamo cose complicate e meravigliose? Quanti genitori stasera dicono ai propri figli sei felice? E non finisce con un sì o con un no. Ne chiacchieriamo 2 o 3 ore. Proviamo, ce la fanno i genitori a evitare di scaricarsi il prossimo film di Netflix o non ce la fanno? Evita un papà di vedere la Coppa Campioni o non ce la fa? Perché queste sono le domande, se non vogliamo essere degli ipocriti. Perché se siamo a questo, con una formazione ormai ai minimi sindacali, e ce lo dicono tutti gli enti di valutazione, se non reagiamo a questo, cosa volete che capiti? Ma c'è qualcuno davvero che pensa che ciò che abbiamo è più che sufficiente per le future generazioni? Guardate che un genitore geniale basta per 4, 5 o 6 generazioni. Un genitore ricco basta per 2 generazioni. È chiaro? Molto, molto interessante anche questa sottolineatura sull'idea di genitorialità come il genitore che deve difendere, controllare, garantire il figlio nei suoi diritti, nelle sue libertà e difenderlo dagli insegnanti, difenderlo dalle frustrazioni, difenderlo. Ecco, purtroppo questa cosa è abbastanza diffusa, la incontriamo spesso, ne parlavamo prima con l'assessore anche rispetto al cibo, il controllo e la rivendicazione rispetto a ciò che mio figlio non ha avuto, che dovrebbe avere meglio, eccetera, eccetera. Ecco, questo aspetto qui si collega anche al messaggio di una nostra ascoltatrice che dice l'emotività è un problema innanzitutto dei genitori, cioè proprio gli adulti che non riescono ad avere un rapporto equilibrato con l'emotività è un problema prima loro che dei figli stessi. Sì, però
non so cosa porti questo discorso, perché non è che la mia generazione ha avuto una generazione precedente che ci hanno insegnato come voler bene, come amare, come innamorarsi, come fare tutte queste robe qui, non ci ha insegnato niente a nessuno. Quindi evidentemente è la vita che ci insegna queste cose. E allora l'unica soluzione per i genitori è credere nei propri figli perché possano vivere. E vivere non vuol dire vederli sdraiati su un divano, aspettare l'after hour. Non è questo, mi dispiace, non è questo. Io non posso vedere, io capisco che dalle vostre parti si fa il prosecco, e vabbè, però non capisco perché generazioni di giovani abbiano come unico obiettivo farsi uno spritz. Io questo lo capisco poco. Capisco che non è un reato, ma questa non è vita. Perché lo spritz c'era anche ai tempi miei, non è che l'hanno inventato nel 2020. E allora va bene una bevuta con 4 amici, ma poi perché non prendi un Ryanair da Treviso e te ne vai in qualche città europea? Perché non vai a vedere gli altri, come vivono gli altri? Tutti a casa, tutti a chilometro zero, ma i figli non sono mica gli asparagi. Capisco che queste cose non vi piacciono, lo so, lo sento, non so perché, No, no, ho visto che a noi piacciono, tanti lasciano, a noi piacciono tantissimo so perché cosa fasi, io vado avanti così, mi spiace, ormai è troppo vecchio per cambiare. a noi piacciono moltissimo perché noi siamo tutti educatori, l'idea di fare questo festival era quella di metterci scomodi noi per primi e magari di scomodare qualcuno. Certo, perché è un lavoro difficile. Sì, esattamente, proprio questo è il concetto, perché guardi, se mi permette veramente con la massima brevità, cito un ricordo in cui una mamma mi chiese come fosse il suo figlio come animatore nel centro estivo che io gestivo ed era in assoluto uno dei migliori. E la mamma mi disse: meno male, perché non sai quanta fatica ho fatto a sbatterlo giù dal letto perché venisse. Ecco, quella fatica di quella mamma ha cambiato la vita di quel ragazzo, perché era veramente, lui si è espresso, ma perché qualcuno lo ha sbrandato, fra virgolette. Ecco, la fatica di gestire l'emotività, su cui le chiedevo un commento prima, è la fatica del genitore di gestire la propria frustrazione nel fare scontento per un minuto quel figlio che invece dopo crescerà. Ecco, questo è un limite che purtroppo viviamo, metterci scomodi noi, fare quella fatica di sentirci anche mandare a quel paese, se lo vogliamo, ma per offrire occasioni, per farli vivere, per togliergli di mano quel telefonino. Non è mica facile, perché andiamo incontro al fatto che non ci diranno grazie, che non ci diranno brave, ma poi la vita li ripagherà. Ecco, quella è un'emotività che facciamo fatica. Sì, però vale sempre l'esempio, perché un conto è andare a cena con 2 genitori che non hanno il telefonino sulla tavola. E un conto è andarci con gente che risponde ai messaggi perché magari dice che è anche lavoro, e il lavoro lo puoi sospendere, ma come facevamo una volta? Cenavamo e lavoravamo, quale involuzione tecnologica stiamo vivendo? Che uno sta cenando con i propri figli, deve rispondere a una mail, aspetteranno. Sarà più importante dire ti sei divertito, cosa hai fatto, hai visto un film, sei dato, no, hai visto che gol meraviglioso, quello là, ste robe. Qui no, sono le chiacchiere, lo stare insieme, perché attraverso quell'attività o quella partita viene fuori anche appunto l'emotività, e l'emotività non è abracadabra. E non è esci da quel castello, va evocata, e non è che si può fare una serata al mese di comunicazione con i giovani e ci laviamo la coscienza così. Mi dispiace tanto, ma non funziona così. Dopo ognuno pensa quello che deve pensare, naturalmente, ci mancherebbe anche altro. Io sono qua a dire quello che mi ha dato esperienza, quello in cui credo, è quello che ho scritto in tanti libri, poi
ognuno è libero di pensarla come vuole. L'importante è che dopo non mi venga a cercare a lamentarsi. Lo stiamo sottolineando molto spesso il valore della prevenzione rispetto poi alla rincorsa delle soluzioni quando il problema è già manifesto, e gli strumenti, volendoli cercare, ci sono. Se può dare un contributo ad una mamma che dice sì, qualche volta però nel cercare di praticare tutto questo, come genitori io mi scontro col fatto che altri genitori non lo fanno, cioè non mi sento sostenuta da una comunità in cui si possano condividere queste cose. Allora se pongo un limite, per esempio, tutti gli altri di quell'età non hanno lo stesso limite, per me è molto più faticoso. Questo l'ha dovuto affrontare anche mia mamma, perché anch'io gli dicevo che i genitori dei miei amici facevano questo, facevano quell'altro. Sa cosa mi rispondeva? Non me ne importa niente. Niente, zero. Ciao. Io sono io, gli altri sono gli altri. E allora dico a questa signora cosa facciamo? L'educazione cos'è? Cercare il consenso globale? Ma stiamo scherzando o che cosa? L'educazione è la tua responsabilità. È quello che fai tu, perché quello che fai tu poi vedrai tra 20 o 30 anni. Che educare e dire qualcosa oggi perché tra 10 anni venga buona. Non è vedere i risultati dopo domani. E quindi se gli altri, cosa devo dire? Ma questa signora sa cosa dice? Ma ci sono dei genitori che portano figlie, viste io con i miei occhi, a 13-14 anni in discoteca alle 11:30. Vuole fare anche lei così? E lo faccia. Pensa che questo sia politicamente corretto? Secondo me è un disastro. È un disastro, è una forma di odio nei confronti dei figli. Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? Portare una ragazzina in un posto dove succede di ogni. Dov'è l'amore? Me lo si dica, dov'è l'amore? Ah, ma gli altri fanno così. E sa cosa me ne frega a me che gli altri fanno così? Niente, non mi interessa, non è un argomento. Non è un argomento. Perché se cominciamo a guardare gli altri, finiamo peggio. C'è gente che piuttosto che stare 2 minuti con il proprio figlio, si inventa qualsiasi cosa. Paga, gli compra il motorino, gli compra questo, gli compra l'altro, pensano che attraverso il pagamento sia una forma d'amore. Il pagamento non è una forma d'amore, è una forma di distanziamento. Io pago perché tu non mi rompi le scatole. Chiudiamola così, pago. Così come mi portano a me gli adolescenti. Me li portano a studio e mi dicono me lo mette a posto come la macchina dell'elettrauto. Lui è il problema, non mangia oppure è agitato, me lo mette a posto, quello che c'è da pagare paghiamo. Vabbè. Questo è un grande genitore, dobbiamo fare così. Io mi rifiuto, io personalmente questa cosa qua, questa delega da parte dei genitori non l'ho mai accettata. A costo di non lavorare? Certo, se volessi lavorare dovrei fare il triplo di quello che mi viene chiesto. Non lo faccio, mi dispiace, ma non lo faccio. Certo, quindi stiamo rispondendo un po' alla domanda che lei ha fatto all'inizio del suo intervento. Cosa sei disposto a sacrificare per i tuoi figli? Esatto, Quale prezzo? esatto. Perché purtroppo c'è un po' questa cultura del ma è difficile, ma è faticoso, ma gli altri non lo fanno, ma la società, eccetera, eccetera. E la nostra domanda è: adulto dove sei? Se sei adulto, fallo Certo, tu, certo. certamente. Se no dobbiamo dire un'altra cosa, diciamola, così facciamo prima, che siamo in una comunità di arresi. Se vogliamo arrenderci, io non lo faccio. Ho 70 anni, giro come un ragazzino come ne avevo 40. Io solo questa settimana ho fatto 5 conferenze. Cosa devo fare? Potrei starmene a casa, seduto in poltrona. Anch'io c'ho Netflix. Se lo faccio io lo può fare anche qualcun altro, no? Lo faccio per passione, perché potrei lavorare e guadagnare in altro modo. Per esempio stando fermo. Non lo faccio migliaia di chilometri. Ma non sono un eroe, non sono niente di particolare, non sono certamente né un genio né forse neanche un uomo di talento.
Sono semplicemente una persona inquieta da quando avevo 10 anni. Ecco, e quindi sicuramente noi facciamo tesoro anche dell'esempio che lei ci sta portando e vorremmo anche, se ne ha voglia, un commento sul fatto di giocare insieme ai bambini, ai ragazzi, di passare il tempo prendendo contatto anche con quella parte di noi che si ferma e che si dedica a qualcosa di esperienziale, non sempre di immediato da device o sopraffatto dalla fretta, dall'intensità della vita quotidiana, eccetera. Ci può dire qualcosa rispetto a questo, anche delle esperienze che lei magari ha Ma avuto? guardi, io lo dico per esempio finale di questa chiacchierata. Io qualche mese fa ero, quest'estate, a Padova per una cosa di lavoro ed ero all'Orto Botanico, che spero che qualcuno di voi conosca, uno dei posti più belli di Padova e più belli al mondo. E ho visto una scolaresca di bambini tutti seduti in silenzio, erano assolutamente assorti, meravigliosamente assorti, e ho guardato cosa facevano, c'avevano ogni bambino col suo tavolino aveva una lente di ingrandimento, guardava dei lombrichi. Bellissimo, straordinario, perfetto. Vedete? Costano tanto i lombrichi. Quindi non è che noi dobbiamo giocare con loro e far sì che loro possano sviluppare le loro fantasie, le loro storie, le storie, non solo quelle di Instagram. Non fatevi prendere in giro a Silicon Valley, per favore, le storie sono cose serie. Quindi un lombrico fa la scuola, pensa a te. Grazie professor Crepè perché... Grazie a lei, grazie a tutti voi, grazie, Grazie salutatemi mille. Vittorio Veneto. La aspettiamo Ciao. allora, se vuole venire a trovarci. Certo, quando volete sono pronto. Grazie Arrivederci, grazie professore. anche da Arrivederci, parte grazie, Grazie, dell'assessore Crepè. buonasera. Grazie grazie mille. Assessore, grazie a lei per la Arrivederci. gentilezza. Buona serata. Grazie a Paolo Crepè. Bene, quindi Antonella Caldarte abbiamo avuto un sacco di contributi dal professor Crepè, non solamente nei contenuti direi, ma anche nella modalità, nella forma che conosciamo del professor Crepè, che lo caratterizza, perché qualche volta è vero, insomma un po' di sano buonsenso anche nel nostro essere educatori, genitori e adulti, senza perderci troppo in sottigliezze, vittimismi qualche volta o critica al mondo esterno, nel recuperare la nostra volontà, la nostra centratura di adulti, quello che qualcuno chiama il locus of control interno, cioè controlliamo le cose che innanzitutto abbiamo in nostro potere. Io posso scegliere, io posso decidere, io posso mantenere la posizione rispetto a ciò che ritengo giusto per mia figlia e per mio figlio. Ecco, questo è un contributo che anche nella forma ci dà un po' di slancio, un po' di ottimismo per essere educatori migliori, guardando innanzitutto a noi stessi. Adulto, dove sei e che cosa sei disponibile a pagare come prezzo per i tuoi figli è una domanda che possiamo porre innanzitutto a noi stessi. E magari cominciare domani mattina, anzi stasera, a mettere il telefono lontano dal tavolo quando stiamo con i nostri bambini, oppure a fare un'esperienza che sia diversa dal lasciarli davanti alla televisione, anche se abbiamo visto che la televisione può essere uno strumento molto utile se scelto e accompagnato da genitori consapevoli, e accompagnarli, perché no, anche a vedere quel lombrico che fa ritornare loro nella loro dimensione e anche noi ci permette di avere uno sguardo sui nostri bambini e le nostre bambine, che è quello che li aiuta a crescere. Ecco, se hai piacere un commento conclusivo rispetto a questo incontro molto denso e molto intenso, anche nei modi, ma ci è piaciuto moltissimo, anche essere messi scomodi qualche volta fa bene. Certamente, avrei voluto dire in conclusione al professor Crepè che effettivamente noi che abbiamo voluto fortemente questo festival, questa settimana, noi che siamo veramente orientati alla necessità di educarci come educatori, prima di educare i nostri figli, siamo decisamente animati dalla passione di cui lui parlava, dalla curiosità che lui ha citato e lo vogliamo fare questo percorso in un patto con la scuola, con i genitori, ma oggi i nostri primi interlocutori sono gli insegnanti alla scuola.
E tutto quello che abbiamo messo in campo insieme in questo patto con la scuola, con i nostri dirigenti scolastici locali in primis, ma con tanti altri insegnanti che in questi giorni ci stanno contattando, è proprio la volontà di diventare educatori migliori, e lo stiamo facendo concretamente. Cioè lui a un certo punto ha detto sì, sarebbe bello che domani mattina la scuola cambiasse, i genitori cambiassero. Tutto cambia dal basso se qualcuno vuole cambiare, e noi siamo fra quelli che stiamo facendo la nostra parte per cambiare, quindi noi ci crediamo. Concordo assolutamente, noi ci crediamo, noi ci riconosciamo in ciò che ha detto il professor Crepè, noi crediamo veramente in quello che abbiamo scritto qui e che campeggia dietro le nostre spalle. Educhiamoci noi per primi, perché le possibilità ci sono e ne abbiamo il potere se lo vogliamo prendere. Benissimo, grazie Assessore Caldart, ringraziamo tutte le persone che ci stanno seguendo, ci scusiamo per non poter dare voce a tutti i messaggi interessanti che arrivano, i contributi, anche le testimonianze. Qualche volta ci sono delle persone che interagiscono con noi scrivendo, che cercano di fare proprio ciò che i nostri esperti ci raccontano, e questo ci dà fiducia e speranza. Vi invitiamo a continuare a seguirci, perché questa è la quinta giornata che si concluderà questa sera alle 20:30 con l'intervento di Maura Manca, un'esperta di nuove tecnologie e soprattutto del fenomeno degli influencer, che forse a molti di voi può interessare. La incontreremo alle 20:30 e alle 20 vi ricordiamo che andrà in onda sempre all'interno del nostro festival una storia con mamma e papà, a cura di Leggiamoli Forte, il lettore della Biblioteca di Vittorio Veneto. Una storia con mamma e papà, quindi una buona occasione per passare del tempo insieme ai nostri figli, fare qualcosa insieme e dedicare loro lo sguardo e lo spazio e il tempo che stiamo sottolineando come un valore in questi incontri. Potete continuare a seguirci consultando il sito www.educhiamocivittorioveneto.it, iscrivendovi alle dirette Zoom oppure seguendo gli incontri anche registrati sui canali YouTube e Facebook del Comune di Vittorio Veneto. Ecco, domani poi il nostro festival continua per metà della giornata ancora con questi collegamenti, e per metà della giornata, per chi è qui vicino, soprattutto per i cittadini di Vittorio Veneto, presso il Parco Papadopoli, con delle occasioni proprio di gioco vero, in presenza, in relazione esperienziale, quelle cose che ci appassionano e che appassionano sicuramente i nostri bambini, le nostre bambine e i ragazzi. Vi ringraziamo molto per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, vi diamo appuntamento a questa sera. Grazie e buon pomeriggio.